Leonarda Cianciulli è una serial killer che mi ha interessato molto e di cui ho sentito parlare dalla mia nonna, Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. È stato un caso molto famoso ed è una serial killer italiana molto singolare nei suoi crimini, più che per il numero, per lo scopo. Leonarda Cianciulli nasce a Montella, in Campania, nel 1894 e cominciano le sue gesta nel fatto che ebbe molti aborti. Sia durante la gravidanza che i bimbi morirono anche subito dopo. La donna era comunque già avvezza al crimine di natura, però molto più capace di crimini tra virgolette puliti, perché già all'età di 18 anni era stata condannata per furto e truffa nei confronti di vecchi e contadini. A 23 anni sposò Raffaele Pansardi, un impiegato del catasto, col quale scappò dal giudizio del paese nel 1930, inseguiti da una fama brutta, lei di donna di facile costume, assolutamente irriverente all'autorità costituita. A Correggio, dove si rifugia la coppia, invece la donna è molto ben voluta e comincia una fiorente attività di commercio di abiti e mobili, abiti usati e mobili usati. La madre, che l'avrebbe voluta in sposa ad un cugino, la maledì in punto di morte, augurandole sofferenze e morte della prole. Ad aggiungere aspetti neri alla vicenda ci si mise anche una zingara che le predisse che avrebbe avuto solo figli che sarebbero morti per maledizioni o premonizioni. I bambini che morirono alla Cianciulli furono ben 13, 10 nella culla e 3 per aborto spontaneo. Leonarda si rivolse quindi ad una strega locale e dopo l'intervento magico la donna riuscì finalmente ad avere ben 4 figli, di cui una femmina. Ovviamente si prodigò in tutti i modi per proteggere i figli, quasi considerati dei sopravvissuti alla maledizione della madre. E proprio per difendere i propri figli, Leonarda Cianciulli si convinse che il suo intervento come chiromante fosse inevitabile per impedire la chiamata al fronte del più grande, Giuseppe, e che i sacrifici umani fossero la soluzione ai propri timori della perdita di un altro figlio. Questo suggerimento lo diede, secondo l'assassina, la madre stessa, che le apparve in sogno e chiedeva sangue fresco. Tra il 1938 e il 1941 compì 3 omicidi su 3 donne che ospitava in casa e alle quali aveva promesso di compiere un viaggio in una località sconosciuta ai loro conoscenti, che avrebbero avuto vantaggi economici o di prestigio. Queste donne, le sue vittime, erano persone sole, senza particolari ricchezze, tutte con la voglia di vivere e cominciare un'altra vita. Si recarono queste donne in momenti diversi a casa della Cianciulli e lei le uccise a colpi d'ascia, per poi conservarne il sangue e trasformare il corpo in sapone grazie alla soda caustica. Il sangue fu usato per confezionare i pasticcini che Leonarda fece mangiare ai figli e alle amiche in visite, e anche le saponette vennero date in omaggio alle persone che la donna frequentava abitualmente. Nel 1946 fu incastrata e sottoposta a processo, che la relegò a 30 anni di carcere, di cui 3 in un istituto psichiatrico. Morì nel 1970, fu seppellita in una tomba per poveri e mai nessuno ne reclamò le spoglie o ordinò una sepoltura più decente. Tra il 1938 e il 1940 Leonarda Cianciulli compì quindi 3 omicidi, assassinando 3 donne che ospitava sovente in casa. La tecnica di adescamento fu identica per tutte. Convinse le signore, tutte sole e non più giovani, avrebbe riservato loro un futuro migliore in un'altra località.
offrendo loro lavoro o un uomo in grado di lenire la solitudine. Questo è un estratto delle sue memorie. La notte ero perseguitata da un solo desiderio e pensiero: salvare i miei figli a qualunque costo. Salvarli era una parola, ma come fare? Ricordai che in certi libri classici di storia avevo letto fatti di guerra di guerrieri. Bisognava perciò vedere come avevano fatto quelle spose, quelle madri. Ero madre come Teti, e se ella aveva cercato di salvare il figlio, perché non dovevo salvare i miei? E con più ragione la morte ne aveva rapiti 10 e quei pochi, solo 4, che mi erano lasciati. Non avevo io il diritto di proteggerli, salvarli? La prima vittima fu Ermelinda Faustina Setti, detta Rabitti. La donna era prossima ai 70 anni, sola e senza speranza nella piccola Correggio di trovare marito. La Cianciulli la convinse di averle trovato un compagno, un proprio amico benestante nella lontana Pola, allora ancora parte dell'Italia, che lo sarà fino al 43, chiedendole di non parlare a nessuno dell'imminente partenza per non alimentare le maldicenze e portare sfortuna all'incontro. Rabitti, nella speranza di aver trovato il mezzo per vivere la parte finale della propria vita in modo romantico, firmò alla Cianciulli la delega per gestire le sue proprietà e scrisse una lettera che avvertiva le amiche della partenza. Rabitti, però, non partì mai. La Cianciulli l'assassinò a colpi d'ascia, la sezionò in 9 parti e la sciolse nella soda caustica che bolliva in pentola sin da prima dell'arrivo della vittima. Sciolta, la donna scaricò il fluido viscoso in un pozzo, conservandone soltanto il sangue. Una volta seccato lo macinò, aggiungendolo agli ingredienti per dei biscotti che fece assaggiare alle amiche in visita e ai familiari, incluso il figlio Giuseppe. Francesca Clementina Soavi era una donna senza fissa occupazione che gestiva un asilo d'infanzia presso casa propria. La Cianciulli le tese una trappola promettendole la realizzazione professionale. La informò che un amico sacerdote, direttore del collegio femminile di Piacenza, stava cercando un insegnante di fiducia e che la Soavi era attesa per un colloquio presso l'istituto. Leonarda le consigliò di vendere tutti i propri beni e di recarsi immediatamente al collegio prima che il posto andasse a qualcun'altra. Clementina le firmò quindi tutte le deleghe necessarie e si recò per l'ultima visita all'amica prima della partenza, il 5 settembre del 40. Non avrebbe mai immaginato che non sarebbe mai riuscita a lasciare Correggio. Anche la Soavi venne squartata ed infilata nel pentolone, ma la Cianciulli fornì nelle sue memorie un particolare significativo. Pare che la vittima fosse più massiccia della precedente e che il pentolone non riuscisse a contenere tutto il corpo. Secondo il racconto della domestica, Nella Barigazzi fu il primogenito Giuseppe a sbarazzarsi della testa della donna, anche se la Cianciulli negò il suo coinvolgimento. Virginia Cacioppo, la signora Cacioppo, vedova, 59enne, con un passato da celebre soprano, fu l'ultima vittima della Cianciulli. Anche in questo caso, come in quello della Soavi, fu la prospettiva di un impiego a trarre in inganno la vittima. Leonarda promise a Virginia un lavoro come segretaria di un impresario fiorentino, il quale aveva lasciato aperta la possibilità addirittura a un ingaggio per degli spettacoli. Naturalmente il modus operandi fu il medesimo. La vittima doveva lasciare tutti gli averi a Correggio e farli gestire la Cianciulli, non facendo parola a nessuno della partenza. Il pentolone in questo caso riuscì a contenere tutto il corpo della vittima, che si sciolse con l'aggiunta di un ulteriore ingrediente, la colonia. La Cianciulli scrisse nelle sue memorie: finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta vi aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremosi. Le diedi in omaggio a vicine e conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce.
Le 3 vittime della saponificatrice non erano rimaste in silenzio riguardo alla loro partenza, mettendo alla Cianciulli, che aveva avvisato un'amica, che un parente, in definitiva tutte e 3 avevano lasciato ben più di una traccia agli investigatori che le seguirono e tutti portavano in una direzione: casa Mansardi Cianciulli. Fu la signora Albertina Fanti, cognata di Virginia Cacioppo, a denunciare la scomparsa della donna al questore di Reggio Emilia. Questi incaricò il commissario Serrao di svolgere le indagini che portarono immediatamente a Leonarda Cianciulli. La donna inizialmente negò qualsiasi coinvolgimento, poi un facile assunto: segui il denaro, svelò il mistero. Un buono del tesoro appartenuto a Virginia Cacioppo era stato ritirato dal parroco Adelmo Frattini. Questi spiegò che gli era stato consegnato da Belardo Spinarelli, il quale lo aveva ricevuto dalla Cianciulli a compensazione di un debito. La responsabilità della Cianciulli fu evidente, ma gli inquirenti sospettarono anche del figlio Giuseppe Pansardi e di Spinarelli. Giuseppe rimase in prigione sino al 1946, quando durante il processo venne assolto per insufficienza di prove, mentre Spinarelli venne da subito scagionato. Il processo fu spettacolare e pieno di colpi di scena. Per convincere la giuria di essere riuscita a fare tutto da sola, leggenda narra che la Cianciulli squartò un cadavere di una persona non identificata in soli 12 minuti. La realtà fu che la cosa venne soltanto mimata grazie a una detenuta che si offrì volontaria come manichino. La difesa puntò tutto sulla totale infermità mentale dell'assistita, coadiuvata anche da un memoriale scritto dalla Cianciulli stessa, confessione di un'anima amareggiata. Il verdetto fu di semi-infermità mentale, riconoscendo l'effettivo scopo della rapina all'uccisione delle 3 vittime. Giuseppe Pansardi riuscì in questo modo rocambolesco ad evitare la chiamata al fronte e venne assolto per mancanza di prove. Leonarda Cianciulli venne condannata a 30 anni di carcere, di cui 3 da passare in un istituto psichiatrico. Di fatto trascorse tutto il resto della propria vita nel manicomio di Pozzuoli. Morì il 15 ottobre del 70, venne sepolta nel cimitero della città e nel 1975 le sue ossa finirono nell'ossario comune, non reclamate da nessuno. Qui nel manicomio giudiziario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che la società giudica doppiamente pericolosi, perché delinquenti e perché folli. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonarda Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo, la fucilazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai. Forse la scienza mi ha compreso.